Padre Attanasio è uno dei personaggi più battuti del teatro popolare. È diciamo una sorta di Don Abbondio alla siciliana, alle prese con le dispute familiari di alcuni suoi parrocchiani. La commedia, scritta da Giuseppe Magri, ebbe anche una versione televisiva nel 1936, ma il Fiat Voluntas Dei è uno di quei lavori che non possiamo non trovare almeno in 8 rassegne su 10, segno di grande efficacia e di grande appeal sul pubblico. Ora nostra cristiani c'è, sono avvocato, tutto nome, venga il tuo regno. Paolo, ma chi hai? Niente, chi hai? Niente, sta bevendo, mandarino un de mano, niente. No, scusa. C'è cosa? No, anzi, uscienza mi scusa mentre che... Ora nostra cristiani c'è, sono avvocato, tutto nome. Paolino, ma chi hai già? Niente, chi hai? Poi Attanasio, niente. Mi sentivo. Certo, capisco. L'amici ti aspettano poi ti hanno obbligato a venire qua perché c'è la festa oggi mia, mi volete festeggiare questo compleanno. C'entra, poi Attanasio, non c'entra, quella di oggi doveva essere una sorpresa, un segreto. Sì, un segreto di Buddicinetta, ma si usano tutte pare che siamo qua oggi in giornata di festa. Vabbè, perché sono rialette, cose, vabbè. E va bene. Vabbè, niente ci fa su fino a sera, non devi dire. Avanti, va. Cui, Paolino. Ma che fai? Che fai l'uomo magari con me? Niente, ma chi ci sta ingucchiando? Io niente. E tu fai città cosa sapete di questo fidanzamento tuo? Solo dopo io la uso chianghiere da sono. Lasciamo stare, va, per favore. Del resto, io non ci trovo niente di male che tu vuoi bene a Annuzza, perché Annuzza è una brava ragazza, te l'ho detto sempre. Oh, quello che dico anche io, non è vero che è una brava ragazza, Pace Attanasio, non è una brava ragazza. Hai visto che ci cascasti, ammucconasti? Sì, ammucconai. Ma volevo ammucciare a mia, ma dimmi una cosa, piuttosto ti volevo dire, perché tuo padre, diciamo, è contrario a questo matrimonio? Contrario è una parola rossa, è proprio contrario. Io ho detto, non appoggia questa mia relazione con altri. Ma perché? Perché, Pace Attanasio, perché dici che è figlia di macellaio. E allora? E siccome noi a modo so siamo la famiglia perfetta, io sono ingegnere, io chi è? Manco Moruodo chi è? Comunque, guarda, siamo di un rango superiore, allora non ne potremo mettere con certe famiglie. E io non mi potessi fare un avvenire con una figlia di macellaio senza posizione. Senza posizione, perché figlia macellaio? Tuo padre è indappato, i macellai oggi vanno per i primi di tutti. Che quando hanno cucito un di mano, è come se avessero una fabbrica di carte da 100.000. Lo so. Sì, signore. Come tu sai sentare chianga, signorino, ci penso io, che furono un coppio cucito da parte dei costi e tagliano piedi, ossa, raso, abbiano da valanza, toppiti, 18, 20.000, servito, hai capito? A uno quando, oggi è difficile trovare una figlia di macellaio che è senza doti. Sì, Pace Attanasio, ma è mia dei soldi, per me chiaro, non mi interessa niente, perché ossia che il prete lo sa, Che cosa? i soldi senza l'amore non sono niente, Pace Attanasio. Non sono d'accordo con te, dopo sbagliato, vedi? L'amore senza soldi non maleventi. E i soldi, l'oro, figlio mio, l'oro è una forza spettacolosa. Hanno capito perché in pare fulmine ci mettono l'oro? Perché quando scocca il fulmine, l'oro lo acciaia e su che via sotto terra. A me non ossia ce ne parlasse a me pace. Di qua, ci mettesse una buona parola. Una buona parola? Una buona parola. Io so le verità. No, che mi non mi ascolta, con tutto che dai, da che sogno maturo, però restai sempre biccerito. Ma poi con tuo padre, figlio, con tuo padre non ci si può parlare, che aveva la testa che è un pezzino, che fosse cosa. Che è?
mi dispero, capito? E Chi sei un perché? gesto Non ti di disperare, disperazione. non ti disperare, non ti disperare, non ti disperare, vedrai che se è scritto che Annuzza deve essere tua moglie, sarà tua moglie. Sì. Niente potrà far cambiare quello che il Signore Dio ha destinato a noi. C'hanne una. Che cosa? Mi cucina amara. Ah. C'è mi cucina amara e ci sbambò fuoco, poi Sattanasi, che ne sa Hai detto che ne saccio, io che ne saccio, io ne saccio perché mio. Hai che hai detto, cosa non c'è un fanfare, si capisce? Chi è che capisci? E chi è che capisce? Io purtroppo capisco Paolino, e non capisco invece quando è che ci ha finiti. Senta, guarda Paolino, io vi ho visto nascere a tutti i cucini, vi visti crescere e so quello che passa nel vostro sentimento. Tu questa relazione con tua cugina la devi smettere. Ma Sattanasio, la stiamo smettendo, Oh. va bene? E va a finire. È finita, è smessa, l'abbiamo dismessa. Bravo. Vabbè, o quantomeno stiamo tentando di dismetterla. Poi quando è dismessa se ne parla. Vedi che amara, io è un tipo pazzotto, non si fa ragionare. Non volesse che qualche volta avesse successo all'irreparabile, che viene a sapere suo marito, però mi cincino, con che ne andiamo a scappare tutti. Vabbè, ma Sattanasio fosse per me, la storia fosse finita. Ma che ci posso fare su chi resiste? Lei sa, possiamo sa mettere nei miei panni però Ma ogni che tanto. vuoi, figlio mio, nei tuoi panni, posso mettere nei tuoi panni, che aveva questa misura? Davvero, tutto conciare mie, tutte pare, ma sapete che cosa faccio un bel giorno Che io? fai, che A vostra insaputa. Che fai? Ne esce il capatto, me ne vai, non torno più, poi vedremo come farete senza di me. Che patte, dici, ma queste cose non la dire manco per scherzo. Espatrio. No, tu esparci, non c'è bisogno che esparci, perché ti ha una bella posizione qua, semmai, se ti visto una chiesa così tinti, perché facendo un cicchiere che a posto non la trovi, allora in quel caso sì, ma poi a tornare. Manco ossia ce ne parla a Don Girolamo, ci mette una buona parola, visto che non vuole parlare con me parte, ma almeno con Don Girolamo ci parla, ma runa una mano? Ecco, che chiede? O Pacianna? O Pacianna. Madonna mia, che tu ci parli con cristiano? Oh, ma chi ci vuole voi scienza? No, quale vuoi scienza? Io non capisco perché sto cristiano lava con me. Con me. Passano là, c'è la sua podia, e io dice, signorino, oggi abbiamo filetto, costate, bracciole. Come viene a me, da lontano? Si mette dall'ausolato, mi da lì andava a faccia, risolente. A posto, ma Sattanasi dice, buongiorno, avevo un meusa sfasciatura, quarumi. Ma dico, chi è una cosa giusta? No, veramente non è una cosa corretta, però non saprei. Io però non ne chiesto glielo devo dire. Però... L'auciono, Ah, punto chissà, l'auciono, Casi. sì, per cattare per tutti i cani. E se ma Sattanasi, io ci penso io. Io disse, ti raccomando che hai la rendiera. No, dice, lei si faccia pregare da me. E ammola, disse. Dice, ciao, non tenera, e ammolava andamento. Una feduzia di canne che ci squaglia appena la metto sopra il fuoco, e ammolava. Io da me testa faceva, ma su sta canna è tenera, che sta ammolando a fare. Comunque mi stessa molto per educazione. Vedete, sta canna, pavai, regolamento. Dice, no, questo è un regalo mio, no, io voglio pavare, per favore che poi... E sta canna, arrivai a casa, non avevo luce, Genoveffa non c'era. Perciò mi ha fatto cose solo, figlia una bella braccia, c'ha beai, figlio mio, sta bella fedda di canne, perché a Brilla era una meraviglia. Vuoto da banna, cantate sul guscio che c'era la iatta, che stavo che se... Come fu io, perché da canne, perché era tanta, addiventava così. Paolo, credimi, buttoni, vai a pettagliarla, senti, riccampana, a pigliai, c'ha la stai correre, la iatta. A te, mangia. Aiatta ci avvicinava, ci auravo, se potevi da banne se ne io, manca aiatta voce. Vabbè, però per Sattanasio questo non c'è almeno un favore. Dico Sì. un favore, voi scienza, non mi potesse fare a me un favore? Io favore di questo gioco non ne faccio, hai capito? Non è un poi
cui con Cristiano, quando non ne devi assolutamente parlare. Bella amici che hai. Che- Bella amici che hai. che Ma tu- uno si vuole dare capanna, poi si vuole dare capanna ed è abbandonato da tutti. Ci ne fosse uno che mi dicesse Paolo, per dimostrarti bene che ti voglio ti aiuto. Nessuno che mi vuole bene. Hai certo, ora io per dimostrarti bene che ti voglio, devi fare una specie di Chi pottapollaccia, va. c'entra? Non è un fatto di fare un pottapollaccia per Sattanasio, fa un favore quando si può fare, si fa, ma scusare. Non può essere, sto favore non ne faccio. Ah no? Allora mi stanno dando un favore a mia? No, vabbè. semmai dico di queste così no, però portami una pochiliccia che ci porta, avanti, forza. Per davvero? Allora, Sì, ma io ce ne ho scrivuto qua, non ce l'hai portato, ma fa sta cortesia? senti, che finisce la va, per davvero sta dicendo? Semmai proprio, se puoi fare di dire che sogno un amico tuo, per davvero, vuol dire che parlerò con tuo padre, che va di stai giunto e cercherò con le buone maniere di rimudarci due cuori di pezza che ha. Oh, grazie, Padre Attanasio, grazie. Prometto e giuro e poi mantengo che avevo bisogno di me per Natale, Non si- faccio un'eccezione straordinaria, se va a missa con voi. No, Avanti. vabbè, grazie, appena ne Come quando era parliamo. piccerino. Appena ne parliamo di chissà, appena ne parliamo. Padre Attanasio, ora però non ci pensiamo più. Basta. Oggi è il suo compleanno, Grazie. va bene? Ora andiamo anzi, ora io non ce l'avessi a dire, ma ora a sorpresa, visto da bene tutte le cabane, tutti chi è reali. Sì, e che sai quali sono i reali? Io saccio il mio. Ma non è e che che ci può cos'è? dire. No, una sorpresa deve essere una sorpresa. E allora? Ah, tu sì? Senti, se hai intenzione di farmi passare un'altra giornata come quella da ieri, te la puoi risparmiare perché sai, mi metto a gettare schicchi e faccio correre in paese sano. Ma dico, ma che ben mi dicono da testa tutta la famiglia, no? Come volete fare buono, come volete fare bene? Un infarto! Oh, perché sta facendo così, Padre Attanasio? Hai un'ata che ci feci passare ieri. Sì, Perché signore. in fondo ieri che cosa è successo? Niente, o balli vicini, che cosa succede ricco? Torno quando sto dando la luce, che sto dando i cannili, non si capiva più niente, tombolati, caccagnati, pugno mi arrivavo a cantare catenazzo sullo cuore. Esagerato, Sì, esagerato. sì, esagerato. Ciao, ma fare la festa di compleanno. E bella festa ne fai questo, Perché me non ce la feci per la festa di compleanno? la ricorderò per tutta la vita, fino a quando muoro. Ah sì? E perché il reale vostro ne era più? Per favore non parliamo di reale che non azzecastro manco una, sei pigiama, tutti chiamano i cutti e tutto lo stesso colore. E tutta la stessa misura? E manco un con settastro, vedi? Perché la misura è sbagliata? Sbagliata, ma arrivano qua. Ah, ho capito. Eh. Vabbè, che ci fa? Chi so che è la fine del mondo? Ci sono problemi più gravi. In fondo, ieri che cosa è successo? Niente, Non è cosa successo niente. Mentre eravamo tutti tranquilli, poi venne mia cucina Mara. E poi venne suo marito. E che cosa è successo? Non balli vigili, non dorissi. Ma Ballevigi, Ricchi, è successa una tragedia? Ma No. tu non c'eri. Dopo che si stava la luce, chi lo assicurava a sua moglie, la stava ammazzando. Ammazzato? No, stava ammazzando a mia. Va ammazzato? No. E allora, E che che? cosa è successo? Ma vuoi ammazzare? No, ma non è che si fa fare tutta tragedia. Che sarà mai? E Oh. che sarà mai? Vabbè, comunque, io venne per dirci una parola e poi me ne vai. È tutto così. Tutti di una voce siete. Ma Sattanasio viene per dirci una parola. Ha cominciato con una parola e succede poi l'inferno. Vabbè, comunque, Pasattanasio, ma chi è? Eh? Lo sento tanto buono. No, Che buono. palle buono. non la faccia. No, non mi sento un po' imbarazzato perché ieri ho fatto che mangiamo sta ricotta. Una pigliastro sta totta. Di babbagallo. Ma ce l'ho da cattare, no? Che sono una so. buona roba. Amico di vicinzino. A stanotte ne hai potuto dormire, amico di vicinzino. Un sindaco. Così, Su così. io lo tavo, su Eh. chi non si accatta a dottare e poi non lo più. Sono tutta una serie di cose che possiamo sapere. A stanotte ne hai potuto dormire, ogni 4 ore andò a gabinetto. Andate e ritorno, magari andate e io. ritorno. Non chiamate che mi cuccavo. 4 Anche ore. io, anche io. E torno andare a mangiare sta Ma magari. mangiare, che fa? Era il suo compleanno, che fa? Dovevo niente. rovinare la festa. Guarda, Dopo ma tutta basta, la bella non festa che ci fecimo. Guarda, ma Comunque basta. facevo ogni 5 minuti di viaggio, uno al bagno magari. Passata una brutta nottata. Magari Ma per niente. si vire andava. Chi? E pallido. Pallido. Pallido, ha un colorito che non mi piace. Come sono? Bianco, signora. Neanche c'è. Poi c'è un poco di tosse. Il solaio. No, non è chissà live, lei chissà non l'aveva. Che ha dovuto che finestra aperte. No,
allora devi stare attento. Stai attento. Perché ho ragione ripetito, così ci ha cominciato. Il pallore era pallido, poi qualche colpetto di tosse. Buono, buono, vai a dire cose come sta. Poi i colpetti di tosse sono diventati colpi di tosse. Buono, poi i colpi di tosse è diventato proprio colpone di tosse. E poi tu puttano Camposanto. Bravo, bravo. Non volesse che ho scienza a fare sta fine. Niente, guarda, questo non è questione che ne caro mio, che la finestra aperta, che questo sui colori, cameroni, tu, e un bello spicchio della tua cucina, ma... Vabbè, io picchissimo, appunto per preparare il mia cucina amara. Ma perché è successo cosa? Che è successo? E pallido così. Che faccio, porto pronto soccorso? Ah, che finisce adesso, che niente hai io. Ma casomai ce la condannava, pronto soccorso? No, non c'è bisogno, non c'è bisogno, mica è successo. Mia cucina amara. Sai che cosa ha fatto? Dopo tutto quello che è successo, non contenta? Se dicono, mi piace. Dove c'è? Dice, zio, ti devo parlare. Sta aspettando tutto lui. E ci contavo pane, vino, tutto quello che è successo. La mia storia con Anna, ci contavo che coscienza, Merona o comodo sia mia che Anna, deve venire qua in casa sua con la scusa delle lezioni di latino. Io? Allora io che faccio io lezioni di latino? Ma io che c'ho, perché? Ma perché io faccio incontrare io a tutto lui? No! Sì, perché su può neare coscienza. No, che l'ho incontrato per puro caso. Oh, cucciuri, perciò so immagina a mio padre. Ora ci penso io, sai io che si parte tutto che poi in fondo è una persona buona. È tutto borioso, ma in fondo è buono. Ignorante, nel senso che ignora quelle certe cose. Quelle buone maniere. Quelle buone maniere. Ah, ignorante in questo senso. Insomma, è cosa di pestallo, tuo padre. No, magari no, non iniettiamo un po'. Vabbè, comunque, cose. Poi ci dice, ora ci vuoi io, vai, ne faccio Attanasio, ci parlo io con dove che voleva venire qua. Certo, però le cose giuste. Le cose giuste si devono dire. Me cucina amara, pazientemente, no zio, non ne vai, no zio, non giri, gli picchi, gli tu fa fare, gli riposo, e basta, l'ha convinto a non venire. Lo sta venendo, camara, certo odi, aveva belle pensate. Così l'ho trattenuto e non mi fece pigliare sta colla. Ho detto mi sta a fare lo stesso. Difatti ci disse oggi non giri, domani, poi domani con calma, quando poi Attanasio è riposato, che dopo il festeggiamento del compleanno, ci vai, domani che fosse oggi. Ha capito? Così dice c'eravamo una luce bella, mala giornata, e non lo... Senti, mi devi fare una cortesia. Tutti chi Perché so come io non mi sento buono. Appena scendi a passare da vedo appetito. Ci sono stato, ci feci condoglianze. No, perché fumare quando pigliavo, ho tabuto per suo marito. Sì, ma... Perché ne ho bisogno uno io. Se pigliavo a un prezzo buono, lo pigliamo nei chisti, perché io sono sicuro che stanotte mia non mi scora. E ancora non sape niente? No. Non sape niente ancora. Pazza, carregamo. Mia cugina, dopo aver parlato con mio papà, che cosa ha fatto? Chiappavo il telefono, ha alzato la cornetta, ha composto il numero della macelleria di Roncerolomo, dopo altri anni, ma no, più denari, 4-5 kg di capoleato, ma quando mai? Per contare c'è tutto quello che ci aveva contato a me pace, pane e vino. E scommetto che anche lui verrà qui a chiedere soddisfazione. Va bene Paolo, restiamo così, quando scendi non ti scordare di non fumare da po' da butto. No, che fa? Alla fine che poi... la tosse. Sì, la tosse, senti, con tutta questa tosse che hai, si scanda che muore? No, io muoro, già sono morto. Dopo Attanasio, io sono contento, ma che magari se incontrassero lui, mi piace con Don Girolamo, con Viscenza Andomezzo, immagina che ne tu pensi per te? Perché poi ci credino che si fa si mette a ridere. E per me chi ci pensa, per questo povero uomo che mi ha visto a fare santo, chi ci pensa per me? Sant'Attanasio, io sono contento, lo sai perché? Perché questo affare non si sbudde, non si consa, capito coscienza? A proposito di cose sbuddute, mentre venivo mi incontravo un farmacista. Perciò mi dice, Paolo, dove stai? Ne faccio Attanasio. Non posso dire, c'è una mala giornata a Pasciattanasio. Ma non è che sape che questa è una strada mia di passaggio. Certo. Allora, ci sta Pasciattanasio. Ma fai una cortesia, ce le porti le gocce? Sì. E allora ci portai delle gocce stringenti per lo stomaco. Potentissime. Mi disse, ma raccomando,
chi c'è a mezzogiorno e chi c'è a sera, Benissimo. lontano dai pasti, Lontano. non congugneremo niente. Ora io ci reso a Genoveffa da ban, che ci sta, ora ci amministra. Non c'è bisogno, non c'è bisogno di gocce, non c'è bisogno di niente. Perché? Usalo tu che ti mangiare sta ricotta, magari tu sei giovane, i vecchi, lasciami lì, perché io stanotte non ci arrivo, morirò sicuramente. Ah, fa longa. Comunque Genoveffa da Banna ci sta preparando, l'ho vista io, sta preparando una bella pigliatella di riso in bianco, Nonno, un poco di limone scinciuto, Quando c'ho- una mela scafazzata, Ma no. di modo che ossia sa mangia e scinci Ma quando completamente. vuoi ce l'hai detto che io non hai bisogno di queste cose qua? Non, non ne mangio il riso, sietta. Ma c'è questa femmina non si ci può combattere, a fare sempre femmina, insomma. Non si ci può combattere. Guarda, Ai. stavo pensando a chi li giustiziavano con la ghigliottina. Cadevo da così che porta male. Ma porta male, perché porta male? Vabbè, ma quando è così, coscienza, per spalle, fuori. Ecco, per tenere che il riso, la magliettare, meglio il riso, io a Genoveffa fuori, in mezzo alla strada, perché mi ha cucinato un riso. Coscienza Genoveffa, stai parlando di me faccia di Don Girolamo, o hanno coscienza si dia, se delle parlare, che fai? Ma perché ci possono fare? Niente. Cosa possono Ma fare? che ne Due fare? caratteri docili come quelli, Ma che no, possono fare? ma uno, guarda. Caparano due cane arraggiate, possono fare quattro voci, Chi possono è? buttare quattro pugni andò da tavolino, possono chi fare è? a ballare quattro seggi, Chi e è? poi scienza è più forte di loro, Che li si piglia piano capisce? piano, li sbatte forte Ah, forte. ma un costaccio Bellissimo. buono, so come sbagliano, quale piano piano. I piglio leggi, e andappo forte Io fuori. chi disse? L'ho detto in italiano. Ah, così hai detto. Prende No, piano no, piano, non dava sbatte capo. forte forte. C'era un 4 operato andare a Rera a tutto noi e ne manna a casa. Satanás. E poi ci sogno io. Dove c'è? Tu sei scandalato sul marito pace. Sì. Ah, no, Paciatta, non dico così. no. Io ho sempre avuto molto rispetto e c'è differenza fra avere rispetto e scandarsi, Paciattanasio. Però oggi questa cosa si deve risolvere con gamba a gamba e con more. E su come tu sai che gioca moro, sogno io. Ah, quando fa, ma poi, ma che c'è? Poi scienza non c'entra. E chiesto, io non c'entro. Mandandomi ci vuole strumficare per forza, andò mezzo a mia, ecco. A porta è aperta e allora traso. C'è Don Girolamo, io mi defilo, ma sogno qua. Su vostra non mi vedi, vuol dire che sono uscito dalla finestra. Non ti muovi di qua. No, qua sono così. Paciattanasio, va bene qua? Va bene. A porta era aperta. Oh. Vero che c'è il signor Don Paolino, che piacere. Bene, vuol dire che così mi sfogo il cuore tutto da una volta. Buongiorno. Ah, meno male che sto qua mi hanno salutato. Luca, dove cosa è giusto sanare? Nunca, Paciattanasio, io vorrebbe sapere di vostra signoria che significa tutto questo traffico. Scusate Don Girolamo, se mi permette, se entro diciamo nel merito, ma di quale traffico state parlando? Ecco, vorremmo sapere. Prima parla Paciattanasio, poi parla tu, va bene? Ma dico, ma che cosa volete da questo povero vecchio conficcate sempre in dove menso anche quando non ci c'entra, vero? Bravo Paolino. Dunque, caro signor Paolino, Prego. lei mi deve fare lo schifioso piacere di mettersi per un attimo di cianco. Vuol dire che poi c'ho una preghiera da rivolgerci magari a bossia, va bene? Avanti. Ci permette se... Può sapere, Paciattanasio, poche parole, così. Ma scusate, di quale traffico state parlando? Non lo capisco Va io. bene. Vengo e mi ricopiglio. Ecco, era quello. per l'italiano che non dando... Ieri ho ricevuto una telefonata anomala. Paciattanasio, Oh. vuole dire anonima, e che non sape parlare buono. Oh, quella anonima? Anomala, io so parlare. Oh. Mentre che ero nella mia podia. E che saccio, mi dissero che mentre che mia figlia Annuzza veniva qua per l'elezione di latino, si incontrava con un certo signore di cui non voglio manco fare un nome. Certo, che ne a fare? Ora io volessi sapere che cosa c'è di vero, perché a non con questo latino ce la finiamo, va bene? Niente, che ci vuoi chiedere di vero? Scusate, don Girolamo, niente. Se è dato il caso che... Si è dato, posso parla. Ora Posso può parlare, siccome se mi parlare. facesse il piacere schifioso di mettersi di lato, Ora mi può sono parlare. messo da parte. Allora, se si è dato il
puro caso, Bravo. la coincidenza. Che Sì, mentre signore. Anna prendeva lezioni di latino da Pace Attanasio, Bravo. io mi trovavo a passare una volta più di una volta per gli affari miei. Oh. E ci siamo incontrati. Ma che su Pace Attanasio non c'entra. Ma questa è la pura e santa verità, ve lo giuro, Oh. su questo crocifisso. Ma allora tutto sto gran scroscio che feci chissà questa voce anomala. Ah beh, cos'è? Molto rumore per nulla, Shakespeare insegna, no? Qui è chissà. Poi. Chissà che risse... Niente, un amico nostro, va no, bene, è come amico. dire, è il subconscio che ha parlato. ma è morto. Ah sì? Sì. Cui? Mi dispiace. Shakespeare. Condoglianze, condoglianze, grazie, grazie. No, dicevo- condoglianze anche a lei, No, perché... Vicenza, dico Era Shakespeare. più sai amico so. Ah sì, allora condoglianze. No, che- non era amico di noi, ho detto Shakespeare insegna, perché è stato a parlare il mio subconscio che uno ha... Qui è che parlavo. Senti, Con te se non mettiamo altri cristiani a mezzo che già ci passiamo tutti e tre, va bene? Dunque, basta. allora, visto che si dà la combinazione che mi trovo qua con il signor Paolino, io ci voglio inserire una cosa soltanto. Dico, a mia figlia se la può cominciare a sdimenticare, Come? perché mia figlia non è cosa... Dimenticare. Bravo, non è cosa per le sue angolare. Come? Sì, Le signora. sue mole. Ah, per i Oh, canini. e allora io l'avviso perché con tutto il rispetto che ci porta la buonanima di suo padre, La sua pace è più. vabbè, la buonanima vivente, chi è? Non può essere. Io vuole dire, è sempre il subconscio che parla. Con tutto dico, il rispetto che ci porta a suo padre, se io passa la strada, io ci rompo i cannetti dei ammi. Calmate, non è il caso, non è il caso. Esageriamo. Non signora. Quello che ha detto Don Paolino è la verità veramente. Perché? Ci può credere tranquillamente. Va bene. Io ci credo e non abbiamo parlato più. Benissimo. Perché state vedendo, mia figlia, premura, devo arredare, se non nata. Certo. E poi, se ci fosse qualcuno che la vorresse, che ci venisse a parlare, Annanzietta, manco una. No, ma se non si trova ne sbaglia 5, poi non c'è stare attento. prima di tutto venisse da me, Vedi? che sono il padre, Certo. faccio attanagio, sogno o non sogno padre, lo sogno io. E c'è vostra moglie, che mi contate mia. E con Penso di tutta sì. l'educazione si viene a fare lo spiegamento. Che si fa? Lo spiegamento. Ah, c'è la spiegazione totale. Spiegami. Vabbè, che ci spiega a fare che ho spiegamento. Basta stare. Mi pare che uno, un garoso per bene, si comporta così. Posso, Don Girolamo? Prego, Posso? Anche da seduto. Mi Magari- consente? magari da Oh, seduto. io vuoi scienza, hai ragione. Hai ragione. Grazie. Io sarebbe venuto... Mi sbagliai magari io. E perché poi, vedi, è malattia che mi... Io sarei venuto prima a parlare con lei, se solo mio padre non si fosse messo di traverso a questa cosa. Deve perdonare, perché io il mio dovere, sapessi qual è, fosse. E dicillo. Chiedo fosse. Chiedo. Quale? Che chiedo da? Quale chiedo? Ah, il mio dovere fosse chiedo di sposarmi a vostra figlia, Don Girolamo. Di sposarmi quando io quando io e se marita. Sattanasi. La carosa, você la conosci, è carosa buona. Ne chiede dote lave. Non siate modesto, non siate modesto. Poi Sattanasi. Comunque, i carusi non hanno bisogno di doti. Ascoltate mia che tu capiremo. bisogno. Perché se signore, Paolino, ha una posizione ringraziando a Dio, che è chi da che è. Come? È giusto? Con la faccia. Con la faccia. Con la faccia. Suo padre i soldi non ce l'ha fatto mancare mai, Bravo. aveva un bel titolo di studio, Sì, signore. travaglia quando è ora e sta bessa. La ragazza, se non ha doti, non ci fa niente. Non ci fa niente perché la dote annuzza, ce l'ha nelle mani, Bravo. ce l'ha nel cuore. Bravo, poi Sattanasi, queste sono parole belle. Oh. Belle parole. Perciò. Quindi, lasciate stare. Per Sattanasi, come si dice, la povertà non è vergogna. Io non mi affronto. Non Vabbè, vado a quando affrontare. posso non mi affronto. Non vado a affrontare. Chiede a mia figlia, quando verrà il suo momento, che verrà il suo momento, che, No, di dico sposarsi. che come arriva quando al verrà il suo- matrimonio, porterà al suo castissimo sposo San Giuseppe. San Giuseppe, qui è San Giuseppe, che c'entra Il San suo Giuseppe? castissimo sposo, Ah, suo vai, padre- si dice era così, porterà al suo castissimo sposo la modesta somma di 1.800.000.000. Milioni. No, milione.
perché sono milione assai. e uno, un milione su assai. Sì, ma sono miliardi e 800 milioni. Tempo E perso. poi sparte oro, argento. Mirra? No? No, che c'entra? Che era rammaggio, oro, argento, brillantine, botte, CCT. Saluti. Grazie, Prego. grazie. Adesso come mia figlia, modestamente, è figlia unica, vuol dire che a morte mia ci sarà l'arresto imperatorio. Come? Arresto imperatorio. Che Cioè fa? Ottaccono? Incondizionato, attaccano definitivamente. Incondizionato, vai. ecco. Vai. Quindi, Trattanasi, che c'è a dire? Proprio una paio ora fa, Vorresti che orologi avevi? Sì, tu ma cattai, quando erano? 8 appartamenti a Canalicchio. Stai vedendo? 8. Quanta Poi mi replica accattai Tribilla a Nicolosi. Sì, un appezzamento di terra verso Santa Maria della Cudia. Bravo. E è bello vigneto a Mazzarrone. Bravo, bello, bello. Beh, sì, vai accattando quattro cose. Ora mi sono dato a commercio. Commercio, sì, cose antiche. Ascolta, Mobili antichi, sì. Chiede da quando si mettono i piatti, cose. Credenze. Quale credenza? Io tutto cosa pago. No, che no, so, dico chi credenze, è? mobili antichi, Ah, si può parlare mobili antichi, con questo, sì. Accattai in salotto che era di cosa? Di Luigi. 14esimo? Non so come si chiamava il cognome, non so, mi dissero che era di Luigi. Tempo perso. Senti, se tempo taglia perso. coco Poi dentro, c'ho un bello studio 800. Ah, 800. 800 Sì. studi? No, uno. Ah, dici, Che però è studio 800. Va Sì. bene, va Mi dissero si chiama così. Questo sarà per mio genero. Ah. Capace che saccio un professionista, che saccio Mettiamo che fosse ingegnere, ingegnere, va. va, per esempio. Sta cascando, guarda ci casca, guarda ci Per casca. Sattanasi. Ci ho comprato a mia figlia, ci ho comprato A Nozza? a Nozza. Ah. Ci accattai il primo modello di macca, proprio, sai, a macchina di cosire, quella che sincera, quella macca sincera. Sinceri. Sincera, sai, così. E poi, Sattanasi, ma accattai una balilla. Primo modello. Prima serie. Prima serie. Ho fatto l'investimento. E Cabalilla che è una macchina vecchia, prima o dopo si sapeva come pare. C'era, poi sotto naso, chi c'è? Ora, parlando con voi, mi si era fare un macellaio. Oh. Non voglio fare più. Bravo, Basta. state vedendo, questa fu una bella pensata. Perché? Capi così forse ne potevamo mangiare che fede di carne tenera. Questi scherzi sempre per scherzo, io per te avere di qui. E allora, ma accattai bello capannone, ma rannone. Che cosa a fare? Ci faccio una fabbrica. Che ci fai chiedere? Una fabbrica. Fabbrica, passata fabbrica. Una fabbrica. E perché, che dissi io? Fabbrica. A fabbrica, non si fabbricano le cose, no? E che vai, che ne capiamo? potevo Ci faccio, Pare che ne capiamo. Ma non ne potevo capiamo capire ci faccio una bella fabbrica di canne e scatola. Ah sì? Sì, io da andare da canne abbiata nei frigoriferi, che ne faccio? Faccio una bella fabbrica di canne e scatola. Ah, bravo, bravo. E ci metto a fotografia di mia moglie, ci metto. Tutto qua frau, capisci? Tutte Ci caffè. metto, che buona, poi c'è questo lo sai, io ci ho vogliato assai, Certo, De Niconico. dopo, De Niconico. Nessuno può mettere lingua. Il grazie. travaglio che ha fatto sto cristiano è una cosa insuperabile. Di Nico, di piccirito Di piccirito. proprio, gli è stato all'acqua, vento, patimento, fame, che ne sai? Ma che ne sapere tu, caro? Io mi spero, ma le ragazze non ne conoscono. Faccio Attanasio, a mia canne è dura. Una cosa manca e atta la voce giorno, bello, chiaro e tondo. Dunque, Don Paolino. Vabbè, e io che cosa devo dire, Pasattanasio? Di fronte a tutto questo ben di Dio, canne in scatola, mise dei frigoriferi, caccio balilla, no, macchina, che era la macchina a balilla, la macchina di cuocere, 1 miliardo devo dire, è vero, che io non sono degno di maritarmi con questo figlio. Io ora mi suso, io me ne vado. Ma Cascao, queste cascao. picciotte, queste picciotte. Cascaissero, non cascano, Sta prescia, Pasattanasio. queste picciotte. Oh, dunque. L'ultima cosa e poi non barrucchio. Benissimo. Io tanto i miei spropositi a proposito le ho detti. E a quanto ne ha detto? Madonna mia. Ci dico solo che se oggi verresse, Verreste, Verreste. perché davanti a sé ci va sempre la doppia Bravo, S. bravo, Ah, poi bravo. magari che è un'altra cosa. se non c'è. verresse
Don Gaetano, il padre di questo signore che è assettato gioco, e mi domandasse la mano delle mie figlie, io ci dicesse no! Non zetta manco una. Sì, signora. Ma se verresse il signor Paolino in persona di presenza, io ci direbbe Anzi, stavo stavolta. caccia a mie figlie e caccia la chiave a balilla. Chi avrà la balilla? Chi è sta cosa? La chiave al garage non c'è la balilla. Ah, Pigliate la macchina e andatevene a fare il viaggio di nozze. non ti risicare, Paolino, non ti risicare, perché arresti per strada.